Venerdì 9 gennaio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e buongiorno da Luca Ciliberti. Oggi parleremo di Etna, come salirci in sicurezza, poi di un libro che è un racconto di fantasia ispirato a Heidi, la ragazzina delle Alpi. Ci sarà con noi l'autrice Marilena Più e ancora il progetto a Palermo di abolire le carrozze a cavallo. Intanto le ultime notizie: a Catania denunciate 15 persone provenienti dal Messinese, tra cui 2 minori, per aver organizzato una corsa clandestina a Camporotondo Etneo, e la gara è stata intercettata dalla polizia grazie all'utilizzo dei droni. Avevano organizzato una corsa clandestina di cavalli a Camporotondo Etneo, la vedete in queste immagini diffuse dalla polizia, che ha denunciato anche per maltrattamento di animali 15 persone, tutte della provincia di Messina. La gara alle prime luci dell'alba, tra 2 fantini al comando di calessi trainati da cavalli, circondati da numerosi motorini ed auto che a folle corsa seguono i concorrenti. La zona è isolata, i poliziotti riescono comunque a intercettare la corsa utilizzando i droni. I fantini, circondati da numerosi scooter che suonano il clacson all'impazzata per sollecitare i cavalli. Tutta la carreggiata bloccata in un percorso di circa 2 chilometri, gran parte in salita. 2 grossi furgoni per il trasporto dei cavalli li seguono, sottoponendo a forte stress gli animali, anche a causa delle frustate subite. Arrivati gli agenti hanno bloccato la corsa, fermato i cavalli e identificato i fantini. Alcuni dei partecipanti alla corsa sono stati presi poco dopo. Uno di loro ha provato a far perdere le proprie tracce. Una volta fermato è stato trovato con quasi 5.000 euro in contanti e un pizzino con i nomi degli scommettitori. Tra i fermati anche 2 minorenni che avevano incitato i cavalli durante la corsa a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. I cavalli sequestrati, affidati a una ditta specializzata, sono risultati 2 purosangue inglesi muniti di microchip. I 2 calessi e tutte le bardature, inoltre, avevano segni riconducibili a 2 scuderie del Messinese. Luca, come raccontano questa storia i giornali stamane? Allora, questa notizia è sulla prima pagina della Sicilia nel Tomo di Catania, il titolo è "Bloccata corsa clandestina di cavalli", eccolo qua, lo vediamo nel titolo. Il blitz della polizia, che è venuto, questo blitz, domenica all'alba a Camporotondo. Qual è la curiosità di questa notizia? La curiosità è che si sfidano 2 clan di 2 città contrapposte, Catania e Messina. Infatti si evince dal titolo, i calessi provenivano, le scuderie coinvolte non sono catanesi, eccolo qua, lo vediamo dall'articolo, ma sono messinesi in trasferta. Ora, nella ricostruzione di questa notizia si dice che fra Catania e Messina il legame criminale risalirebbe a tempi lontani, con il coinvolgimento, pensate, dei Santa Paola. Quindi, insomma, quello che abbiamo sempre detto, no? Cioè, queste corse di fatto non sono bravate, ma sono veri e propri business della criminalità organizzata. Infatti il pezzo lo sottolinea. Le corse clandestine sono business cui clan mafiosi catanesi non vogliono assolutamente rinunciare. Da qui la sfida fra i clan rivali. Gli introiti delle scommesse sono a diversi zeri, e questa invasione dei messinesi da un lato potrebbe aver avuto il lasciapassare dei catanesi, ma dall'altro, insomma, qualcuno potrebbe storcere il muso. Quindi, insomma, è Passiamo all'altro argomento al centro dell'attenzione di tutti noi: la Sicilia in balia del picco influenzale, pronto soccorso e anche gli ospedali al collasso in buona parte delle province dell'isola, con una campagna vaccinale che ancora non decolla del tutto. Ospedali al collasso, carenza di personale, pronto soccorso intasati. È la fotografia di ciò che sta accadendo nell'isola in balia del picco influenzale. Grave la situazione a Palermo, al Policlinico sospesi i ricoveri programmati, ad eccezione di quelli oncologici e di altre patologie gravi. A Catania affollati i pronto soccorso di Garibaldi, Cannizzaro e Policlinico, dove si registra in media un 30% di pazienti in più. Può dare delle complicanze anche importanti come la polmonite virale, ma può dare anche delle sovrainfezioni batteriche, quindi la polmonite batterica che in genere insorge a distanza di 7-8 giorni dall'inizio dell'influenza. Oppure ancora purtroppo possono verificarsi delle complicanze di tipo tromboembolico. In Sicilia è stato somministrato il 52,24% dei vaccini antinfluenzali, con oltre 655.000 dosi su circa 1.200.000 acquistate dalla regione.
Chi sta male si rivolge al medico curante o più spesso si reca nei pronto soccorso, da qui l'affollamento che genera la crisi dei posti letto. C'è una carenza oggettiva di risorse umane, medici in particolare, c'è un'esigenza di attivare queste case delle comunità. Sono 146, 22 sono state attivate, abbiamo tempo fino al 30 giugno. Alla provincia di Palermo va il primato di vaccini acquistati, seguono Catania e Messina, mentre quella con la maggiore percentuale di dosi somministrate è Siracusa. Gli esperti consigliano la vaccinazione, soprattutto se si hanno contatti con soggetti fragili. Luca, a te. Eccoci qua. Allora Michele, ovviamente questa notizia ormai da giorni sui giornali, anche oggi la troviamo in prima pagina, faccio vedere la Gazzetta del Sud nelle pagine di Messina, Sicilia, pronto soccorso in tilt e i vaccinati sono solo al 52%, quindi questo è il grande tema. Il dirigente del Dipartimento della Sanità della Regione dice che l'incremento dei pazienti con patologie legate al virus influenzale sta mettendo a dura prova gli ospedali dell'isola. Si sarebbe potuto evitare, come rivolgendosi ai medici di famiglia, però te lo faccio vedere dentro, perché dentro nella pagina c'è, come dire, la classica manovra, diciamo, della politica, no? I cerchiobottisti, perché che cosa fanno? Guarda il dirigente della regione che dice: i medici di base, che sono quelli che il nostro servizio ovviamente ha detto che hanno vaccinato poco, invece stanno svolgendo un ottimo lavoro, così come i pediatri. Il risultato però è il 52,24% dei vaccini, cioè solo un siciliano su due si vaccina, e quindi questi poi sono i risultati. Troppo poche invece le vaccinazioni nelle farmacie. Adesso un'operazione di polizia a Catania, si chiama Safe Zone all'inglese, zona sicura, attraverso la quale si è sgominata una piazza di spaccio a San Berillo Vecchio, presi in 8, 6 dei quali finiscono in carcere. Il modus operandi è quasi sempre lo stesso. Il cliente viene accompagnato in punti ben precisi del quartiere, la droga nascosta nelle fessure dei muri, dentro ai bidoni dei rifiuti, persino nei tombini, poi la contrattazione e la cessione. Siamo a San Berillo e qui un gruppo di uomini di origine africana gestisce una piazza di spaccio con ogni tipo di stupefacente, dalla cocaina al crack, dalla marijuana all'hashish. I fornitori tutti catanesi che assicurano a loro volta i rifornimenti di droga agli spacciatori direttamente sul posto, in modo da consentire una costante operatività senza interruzione. Da oltre un anno la polizia di Catania era sulle tracce del gruppo, preso grazie a un sistema di videoregistrazione che ha ripreso passo dopo passo quello che avveniva in una zona ben precisa di San Berillo Vecchio. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania e condotte dalla squadra mobile e dal commissariato centrale di Catania col gruppo Cinofili, hanno portato a 8 ordinanze per altrettanti indagati, 6 in carcere e 2 con obbligo di dimora. Si tratta della seconda fase dell'operazione Safe Zone, in cui complessivamente sono state emesse ordinanze per 46 indagati e sono stati sequestrati diversi chili di cocaina, crack, marijuana e hashish. Vediamo adesso come ne parlano i quotidiani, Luca. Ancora sulla pagina di Catania, della Sicilia, l'operazione Safe Zone 2. Perché 2? Perché diciamo, è il seguito di un'operazione che si è tenuta a metà dicembre del 2025, allora ci furono una cinquantina di arrestati, questa volta diciamo, si completa con altri 8 arrestati. Che succede? A San Berillo, che è il quartiere del centro storico di Catania, l'ombra dei clan dietro la rete dei fornitori degli spacciatori stranieri, quindi insomma la manovalanza straniera, la base dello spaccio è ovviamente in mano ai clan, quindi ancora una volta la criminalità organizzata locale. La squadra mobile e il servizio centrale operativo hanno seguito 6 arresti, 2 obblighi di dimora. Le indagini hanno documentato, e si vede in questo frame, la compravendita di droga per rifornire le piazze di spaccio dell'ex rione a luci rosse. A Messina il comune ha lanciato il progetto Strada Sicura. Oltre che sull'educazione stradale si punta all'introduzione di semafori intelligenti in grado di contrastare le infrazioni e su un sistema di controllo delle auto in divieto di sosta.
Da un lato l'educazione stradale da svolgere nelle scuole tra i giovani, dall'altro la repressione dura e senza confini. Messina lancia il progetto Strada Sicura che prevede controlli più stringenti per una città che a detta dell'amministrazione può essere più ordinata. Pronti ad entrare in funzione ci sono i varchi elettronici all'ingresso delle isole pedonali di Piazza Duomo, Viale San Martino e Piazza Cheroli e Torrefaro per consentire l'accesso solo ai veicoli autorizzati, ma gli spauracchi per automobilisti e scooteristi sono altri 2. Intanto i Fotored, un sistema di 10 impianti semaforici negli incroci più trafficati e pericolosi che verbalizzeranno le infrazioni, come il passaggio con il rosso oppure la fermata oltre la linea di stop. Quindi il sistema Guardium, dedicato al monitoraggio delle soste irregolari, consentirà controlli più efficaci in tempo reale, doppie file, parcheggi agli incroci. A Roma il gemello Cerbero ha fatto decuplicare le multe. I sistemi di controllo non sostituiranno l'attività della polizia municipale, è stato assicurato, con un agente sempre presente per l'accertamento, la verbalizzazione e l'eventuale sanzione delle infrazioni. Ma intanto gli automobilisti messinesi sono stati avvisati. Già, Luca, che ne dicono i quotidiani? Allora, oggi invece apriamo, diciamo, le pagine dei giornali perché ieri c'è stato il Comitato della Sicurezza allo Zen, quindi oggi, Già, certo. oggi diciamo, tutti i quotidiani, diciamo, hanno in apertura, i quotidiani regionali hanno in apertura questa notizia. Zen, più telecamere, qua siamo sulla Repubblica di Palermo, più telecamere e controlli, la prefettura blinda agli autobus, le decisioni del Comitato, vetri di sicurezza, eccolo qua, pulsante d'allarme sui mezzi dell'AMAT che sono stati oggetto, lo spieghiamo, anche di attacchi da parte di balordi, di malviventi, insomma, che diciamo, popolano il quartiere, la criminalità, e cercano di tenere sotto controllo il quartiere popolare di Palermo. Al vertice ha partecipato anche il parroco della chiesa, crivellata di colpi, quindi grande coraggio di questo parroco che dice andiamo avanti senza paura. Addirittura ci sono le indagini sul ragazzino che si è presentato armato durante la messa, siamo sempre nel quartiere dello Zen. Ci sono un po' di approfondimenti ovviamente su questa questione, c'è anche un'intervista all'autista di linea, quindi l'autista dell'autobus, non so se si vede bene la foto. Le pietrate che hanno distrutto il vetro dell'autobus, quindi diciamo, mettendo in grave pericolo anche l'incolumità del conducente. E dice mi hanno sparato, ha detto l'autista. Insomma, certamente una situazione che resta senza controllo. Sempre sul quotidiano della Repubblica troviamo la notizia dell'influenza che abbiamo commentato poco fa da un altro quotidiano, caos negli ospedali e polemiche. Scarica barile, avevamo sottolineato, no, poc'anzi quando abbiamo commentato la notizia, scarica barile fra regioni, medici di famiglia e case di cura, le farmacie sotto accusa per il flop vaccinale. Insomma, la regione non sa più a chi scaricare appunto le colpe di questa campagna vaccinale decisamente fallimentare, perché solo 1 su 2 abbiamo visto è riuscito a vaccinarci. E poi si comincia a parlare di referendum sulla giustizia. Ieri il fronte del no si è riunito a Palermo, 13 sigle per questo referendum, vedremo come succederà, si svilupperà ovviamente nelle prossime settimane. E poi questa notizia che trova spazio su Repubblica ma anche sugli altri giornali, ti ricordi il bambino picchiato col cucchiaio di legno che ha fatto il video che ha fatto il giro? Questo bambino è diventato oggetto addirittura, pensate, di uno show da brivido, titola il quotidiano. Sale su un palco a Catania, invitato da un influencer, e qui la deriva, no, di questi social network. Una serata sul palco del Teatro Ambasciatori insieme alle sorelline e alla nonna, con i minori a cui sono stati temporaneamente affidati tutti questi ragazzini. La squadra mobile ha segnalato il video, l'organizzatrice dell'iniziativa si difende, ma adesso è intervenuto il tribunale che ha requisito questo video e adesso vuole vederci chiaro. E poi il picco di Antonini, insomma la caduta vertiginosa del presidente Antonini, presidente della squadra del basket di calcio del Trapani, il Trapani penalizzato di altri 7 punti, gli Shark invece, il Trapani Shark a rischio ovviamente
proseguire il campionato di Serie A1, quindi ricordiamo non è un campionato di secondo livello. Andiamo a vedere altri quotidiani. La prima pagina della Sicilia di Catania, un po' più internazionale, un po' più nazionale come approccio, il Venezuela, quindi con le speranze di libertà per i prigionieri italiani, tra questi trentini. Poi Trump, la questione Trump, le tensioni internazionali, la posizione di Macron contro il neocolonialismo e ancora le questioni di economia. L'IRFIS in Sicilia, leva di sviluppo per le imprese e famiglie, questo è un tema su dove trovare le risorse e chi può fornire le risorse per la crescita siciliana, ma a centropagina vediamo la notizia della quale abbiamo parlato, il bimbo picchiato finisce sul palco, il caso ai giudici, altra violenza, non avrei trovato titolo migliore perché sulla violenza in casa c'è anche la violenza dei social verso questi ragazzini tutto sommato indifesi. È intervenuto il garante per l'infanzia che è la deputata Brambilla, mesi di inerzia, verifiche sui servizi sociali, quello che abbiamo detto anche noi, no? All'interno dei nostri telegiornali abbiamo cercato di capire come si sono mossi i servizi sociali e te la faccio vedere subito in pagina nell'approfondimento questa notizia. Verificheremo su mesi di inerzia, dice la Brambilla, che in questo momento ricopre, la Brambilla è famosa per le sue battaglie animaliste, ma in questo momento ricopre la presidenza della bicamerale per l'infanzia, quindi la bicamerale per l'infanzia, il Parlamento è intervenuto su questo caso, bisogna capire perché la segnalazione sul bimbo è rimasta nel limbo, è giusto che i PM ipotizzino maltrattamenti e qui la storia del minore che finisce sul palco. Restiamo sulla Sicilia perché vi faccio vedere anche quello che sta succedendo sul fronte Etna. Ne parleremo tra poco con il commissario del Corpo Forestale. Sì, il comandante Ferlito, nuovi divieti sull'Etna perché ieri è uscito un altro divieto, è stata chiusa la strada Mare Neve che è la strada che porta a Etna Nord in quota, il caso diventa nazionale perché ieri c'è stato l'intervento sui social, ancora una volta questi social diventano divisivi, è intervenuto un vulcanologo dell'INGV che ha detto, dice in buona sostanza, la sintetizzo io per non leggere tutto l'articolo, il ricercatore che è Boris Benke, il ricercatore di origine tedesca, ha criticato l'ordinanza dicendo che questa tutto sommato era un'eruzione abbastanza leggera, tranquilla, avvicinabile, quindi turistica tra virgolette come abbiamo chiamata noi, e invece si è fatto di tutto per renderla distante dai fruitori. L'INGV con una nota, l'INGV nazionale lo ha smentito e quindi là si è sollevata la polemica, quindi grande dibattito sulla questione Etna. Restiamo a Palermo, invece, anzi restiamo in Sicilia restiamo sulla Sicilia con la Sicilia di Palermo, anche qui lo Zen come zona di guerra tra vetri blindati e panic button, che sarebbe appunto quel tasto, quel pulsante che chiede l'aiuto, i soccorsi dagli autobus qualora dovessero venire attaccati. La polemica come il Covid, ora per i sindacati allarme territorio, quindi qui siamo sul caso della sanità, in coda per 48 ore, ancora in affanno i pronto soccorso dell'isola. E questa è la Sicilia. Andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia, alla riconquista dello Zen perduto. Il Giornale di Sicilia, quotidiano regionale con sede a Palermo, apre ovviamente con lo Zen. Telecamere, bus blindati, più pattuglie, pulizia straordinaria, un piano per il quartiere tornato di frontiera. È proprio questo il tema, si è fatto di tutto per risollevarlo negli anni, in realtà sono stati fatti tanti passi indietro, ancora il parroco fa specie, no Michele, questa posizione, il paladino del quartiere è diventato il parroco, cioè colui che vive in prima persona. A quale hanno sparato in chiesa, chiesa. Esatto, quindi è lui che difende il quartiere, nonostante forze dell'ordine, controlli, prefettura, insomma è il parroco in realtà che si erge a difensore del quartiere. Combattere la devianza, e proprio da lui è partita la richiesta di aiuto. E poi ancora sul Giornale Sicilia, sempre notizie siciliane, l'influenza
dilaga, si preparano i rinforzi. Ritorna, e qua lo mettono sul Giornale di Sicilia, una virostar, il professore Bassetti, ti ricordi che abbiamo conosciuto ai tempi del Covid. Ai tempi del Covid, viene intervistato il Giornale di Sicilia e parla appunto di questa insidiosa variante K, che è questa variante dell'influenza che si è diffusa molto pure tra i giovani, quindi insomma l'intervista al professore Bassetti la troverete in pagina sul Giornale di Sicilia. E poi già si guarda in avanti con le amministrative di primavera, al voto 63 comuni siciliani, sono tutti piccoli comuni, si vota solo in 2 città, 2 capoluoghi di provincia, vedremo cosa succederà. L'ultima notizia che ti faccio vedere in pagina la prendiamo sempre dalla Repubblica di Palermo, che ritorna sempre su questo caso dello Zen, perché c'è appunto questo misterioso bambino armato di pistola fuori dalla parrocchia. Potrebbe essere quello che in qualche modo ha sparato, il mistero del bambino armato di pistola. Il ragazzino è stato segnalato alle forze dell'ordine domenica sera da 2 volontari, mentre in chiesa c'era il vescovo Lorefice. L'inchiesta della procura dei minorenni appunto si indaga parallelamente appunto sugli spari. Potrebbe essere questo che ha sparato, insomma, e ha diciamo danneggiato la facciata, il portone della chiesa. Ma il tema qual è? Che sono sempre più i giovanissimi coinvolti nei gravi reati scoperti all'interno delle periferie di Palermo. Quindi c'è un problema periferie, ma anche un problema giovane. Grazie Luca, adesso vediamo un po' il traffico, cambiando completamente argomento. Traffico a Catania, e lunedì mattina vediamo questa cos'è, il tondo Gene mi pare, no? Sì, beh direi intenso ma scorrevole come al solito grazie ai semafori pedonali. Immagini poco, ecco questa cos'è, Vincenzo Giuffrida, dove siamo qui? Confermatemi, sì. Vincenzo Giuffrida, in arrivo moltissime macchine, però come vedete si scorre, sia pure non a grandi velocità, come non è consentito nelle città. Guarda, ecco, la circonvallazione, guarda, bella piena, non c'è che dire, il ritorno a scuola favorisce naturalmente l'affluenza. Guarda che bellissima immagine che vi regaliamo con questa stupenda dell'Etna completamente imbiancato, cielo azzurro. Tra poco parleremo con Luca Ferlito, commissario del Corpo Forestale Siciliano, di come salirci in maniera ordinata secondo le nuove regole. L'ultima immagine me la fate rivedere un attimo? Sì, questa è Taormina, guardate, mare tranquillissimo, e anche da Taormina vedete questo scorcio stupendo dell'Etna imbiancato di neve. Bene, adesso breve pausa e poi di nuovo con Luca torneremo a parlare dei quotidiani, questa volta i quotidiani nazionali, e c'è un sacco di roba come potete immaginare. State con noi, buongiorno Sicilia. Venerdì 9, scusate, abbiamo i quotidiani con Luca Ciliberti per accompagnarvi in questo inizio di fine settimana. Allora, Michele, molta cronaca internazionale sui quotidiani, perché le notizie più importanti arrivano proprio dall'estero. Il governo venezuelano che ha deciso di liberare alcuni ostaggi stranieri, tra questi ci sono anche molti italiani, poi l'attacco, anzi la sparatoria a Minneapolis, è stata uccisa una civile dai militari federali degli Stati Uniti. Allora qui si solleva ancora una volta la polemica sull'uso delle armi e sull'uso delle forze dell'ordine negli Stati Uniti, la Groenlandia, del quale abbiamo parlato in questi giorni, e poi le armi di Trump. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, eccolo qua, l'apertura. Venezuela, l'attesa per Trentini è uno degli ostaggi italiani che in questo momento è carcerato.
prigioniero. Sì, Alberto Trentini in Venezuela. Macron contro la Casa Bianca, viola le regole perché qui insomma poi si mischiano, ormai i giornali in poche righe riescono a sintetizzare tutto. L'attacco, cioè diciamo qui Macron attacca la Casa Bianca riferendosi alla Colombia, diciamo al cartello che Trump vuole attaccare, il cartello antidroga, ma le parole di Trump ieri sono state pesantissime. Dice attenzione perché dice i trafficanti di droga controllano il Messico, così come se volesse dare un avvertimento anche al Messico di una invasione. Quindi qua insomma, e poi Caracas decide il maxi rilascio dei detenuti politici, ci sono alcuni ovviamente già che sono stati liberati, tra questi l'imprenditore Gasperin. L'America non si ferma, in Groenlandia vedete andremo avanti fino in fondo, questo è il tema di questi giorni, i fondi alla difesa che in qualche modo agitano ancora il governo italiano, la Lega sfida Crosetto sui fondi per la difesa, il bivio del voto su Kiev, dove sono proseguiti gli attacchi massicci da parte di Mosca proprio in questi ultimi giorni. E qui vedete gli Stati Uniti, madre di 3 figli colpita a sangue freddo, tolta l'indagine dagli agenti locali. Questa è diciamo la vittima, la foto della vittima dei federali che hanno sparato a Minneapolis. René Nicole Good, 37 anni, è stata uccisa a sangue freddo con 3 colpi di pistola dagli agenti federali dell'ICE proprio a Minneapolis. Questo è il Corriere della Sera, nelle notizie principali. Andiamo a vedere Repubblica, ancora l'apertura sul Venezuela, Caracas, italiani liberi, speranza per Trentini, il regime venezuelano annuncia la scarcerazione dei prigionieri stranieri, già fuori Luigi Gasperin è in via di rilascio, altri 2 attesa per il cooperante. Macron, l'attacco a Trump, no al nuovo colonialismo, nel giorno in cui Donald Trump annuncia l'uscita degli Stati Uniti da 66 organizzazioni e convenzioni internazionali. Il presidente francese sferra un duro colpo alla Casa Bianca, gli Stati Uniti si stanno progressivamente allontanando dagli alleati e si svincolano dalle regole. Parlando agli ambasciatori per il tradizionale discorso di inizio anno, Macron deplora il nuovo colonialismo e imperialismo delle potenze che vorrebbero spartirsi il pianeta. Sta cambiando il mondo e la geopolitica ce lo insegna. E poi vedete Stati Uniti rivolta per la donna uccisa dalle forze speciali. Questa è la Repubblica. Andiamo a vedere la Stampa, ancora l'apertura è diversa, cioè si punta sulla Stampa, quotidiano di Torino, sulle parole di Macron che attacca Trump, basta neocolonialismo. Poi c'è si torna a parlare sulla Stampa della famiglia nel bosco, la prima intervista al padre dei bambini della famiglia del bosco, chiamiamoli così semplificando. I miei figli pieni di rabbia sono diventati litigiosi e stressati, cioè questo è il racconto insomma di questa famiglia, per questa pressione mediatica. Questa pressione mediatica, cioè noi vivevamo tranquilli nel bosco, nella nostra atmosfera familiare, cioè invece adesso siamo costretti diciamo a essere sotto i riflettori, quindi i bambini sono diventati litigiosi e stressati. Questa è la Stampa. Si parla ancora, adesso diciamo, su tutti i giornali all'interno delle pagine si trovano ovviamente altri particolari sulla strage di Crans-Montana in Svizzera, gli affari sospetti da 4 milioni dei coniugi Moretti, che sono appunto i proprietari del locale dove sono morti tutti questi ragazzi. Semplicemente andiamo a vedere altri quotidiani, sono nei titoli. Avvenire, il quotidiano della CEI, Caracas apre le porte, l'annuncio della liberazione diciamo, a cui dà il benvenuto appunto il quotidiano Avvenire, e poi vediamo invece il Messaggero che sceglie di aprire, il Messaggero quotidiano di Roma, che sceglie di aprire invece con l'economia. Tutti vogliono i BTP italiani. Il MEF, il Ministero delle Finanze, offre 20 miliardi di titoli pubblici, la domanda supera i 265 miliardi, quindi questo significa che i titoli italiani vanno bene, quindi insomma la reputazione del paese cresce, forte richiesta dall'estero, spread giù a 64 punti, ai minimi dal 2008, calo record della disoccupazione. Quindi questa è una buona notizia, diciamo, che arriva dalle casse
casse del nostro paese. Ieri ha confessato anche il killer di questa ragazza, era diventato un mistero, si chiama Aurora, ha confessato appunto l'uomo che si vedeva nelle immagini, e poi vedete qua trova a centropagina, in questo piccolo riquadro, la liberazione degli ostaggi italiani. Andiamo a vedere un po' di quotidiani politici su come aprono, insomma. Però prima diciamo, faccio vedere anche il quotidiano economico, il Sole 24 Ore, perché l'apertura è bella, perché diciamo, con tutte le questioni che riguardano i conflitti, le guerre, ovviamente vendono di più le fabbriche di armi americane, quindi che cosa succede? Trump fa volare le armi in borsa, Trump mostra i muscoli, vedete tutta un'operazione insomma alla fine che riconduce all'economia, Trump mostra i muscoli, mette le ali ai titoli della difesa in borsa, chi credeva nei venti di pace alimentati da imminenti accordi tra Russia e Ucraina si è dovuto ricredere. Il Presidente degli Stati Uniti infatti ha chiesto un aumento della spesa militare fino a 1.500 miliardi di dollari, ben sopra dei 900 miliardi approvati dal Congresso nel 2026, quindi quasi raddoppiati. Vedete, insomma, questa è una fotografia di quello che sta succedendo. Falcone diceva seguite i soldi, in realtà è questa la lettura. Andiamo a vedere, dicevo, un po' di quotidiani politici prima di chiudere. Il Giornale. E qui è il caso Report, diciamo tutti i dossier di questo commercialista, Bellavia, era Report a chiedere le informazioni, quindi la dossieropoli si allarga, il giornale sceglie di aprire con questa apertura. Ricordiamo che il centrodestra accusa Report di essere una trasmissione faziosa al servizio del centrosinistra, quindi inquadriamola in questo senso l'attacco del giornale. Se non ora quando, commissione d'inchiesta sul dossieraggio, anche il Tempo insomma apre su questa notizia. Questa è la fotografia di un film celebre, diciamo lo spionaggio dei servizi segreti della DDR, quindi insomma abbiamo alimentato, insomma i giornali alimentano un bel anche, montaggio, sì, con questo fotomontaggio. E poi andiamo a vedere invece il Fatto Quotidiano, che apre sulle questioni che riguardano la giustizia, molto care al quotidiano vicino al Movimento 5 Stelle. Si vota il 22 e 23 marzo, ma è pronto il ricorso sul referendum, insomma sulla riforma della giustizia. Questo è il Fatto Quotidiano. L'Unità invece guarda all'estero, l'Unità quotidiano comunista, la polizia americana uccide una donna amica dei migranti, Trump rivendica l'omicidio, e poi non sfregiate la rivolta italiana, quindi la rivolta contro gli imperialismi. L'ultimo quotidiano che vediamo oggi è il Manifesto, che apre ancora una volta, anzi apre oggi, diciamo, con la politica internazionale, con la rabbia a Minneapolis, licenza di uccidere, quasi come a dire guardate negli Stati Uniti cosa succede, tutti possono fare tutto con queste armi in mano. A te Michele. Grazie Luca, noi torneremo fra poco alle cose di casa nostra, all'Etna, vediamo che situazione c'è stamattina, prima di tutto per quanto riguarda la colata e poi per quanto riguarda gli accessi. Avete sentito che da oggi è chiuso la Mare Neve, avremo una conferma da Luca Ferlito, che è il commissario del Corpo Forestale in Sicilia. Ci vedremo fra pochissimo. Buongiorno Sicilia, primo ospite di oggi Luca Ferlito, che è il commissario del Corpo Forestale Sicilia, benvenuto. Parliamo di Etna e parliamo delle nuove limitazioni agli accessi in seguito alla colata. A proposito, a che punto è la colata stamattina? Com'è l'eruzione? Ma secondo gli ultimi bollettini dell'INGV sembra la colata è ferma ormai, da 48 ore è completamente ferma, fino a martedì sera siamo saliti con l'INGV, col professore Branca, e la colata era completamente ferma. Nella parte diciamo frontale del fronte lavico era diciamo già in fase di raffreddamento, e nella parte sommitale io ho visto che il tremore vulcanico ancora è su valori medio-bassi, ma comunque questo poi spetta all'INGV dire com'è lo stato del vulcano. Certo. E comunque l'attrazione rimane alta e naturalmente questo ha determinato anche decisioni nuove da parte della prefettura di Catania, i sindaci e il prefetto, e cioè in particolare, vediamo se mi corregga se sbaglio, bisogna essere accompagnati da una guida alpina vulcanologica, i gruppi, non uno alla volta, perché
e mantenersi a distanza di sicurezza di 200 metri. È così? È così, ma in effetti le ordinanze parlano di accompagnamento di una guida, poi non specificano esattamente se è una guida alpina, vulcanologica, una guida escursionistica, una guida del CAI. Quindi diciamo è stato consentito a tutte le guide che appartengono alle varie categorie di accompagnare i propri clienti sul fronte della colata. Questo perché naturalmente innanzitutto diciamo le cose come stanno, perché ci sono quelli che ci vanno da soli, i cosiddetti fai da te, che si avvicinano in situazioni pericolose, giusto? Esattamente così, che spesso poi non hanno neanche l'abbigliamento idoneo, hanno le scarpette da ginnastica, non hanno guanti, non hanno cappuccio, e quindi ovviamente poi si potrebbero trovare in condizioni di difficoltà. E quindi poi il richiamo dell'Etna, allora ecco il provvedimento, però questa è una novità che ha suscitato anche, come dire, reazioni negative da parte delle stesse guide che hanno scioperato per la prima volta, non si era mai visto. Ma guardi, io non capisco perché hanno scioperato, perché stavano facendo il loro lavoro, guadagnando peraltro, quindi non si è capito. E peraltro all'interno delle stesse guide, perché poi hanno scioperato le guide vulcanologiche dell'ultimo corso, quello del 2022, mentre le guide alpine non hanno scioperato, le altre guide vulcanologiche non hanno scioperato, all'interno delle stesse guide vulcanologiche ci sono delle fratture, delle contrapposizioni, quindi è inconcepibile, incomprensibile questo sciopero. Poi uno sciopero verso chi? Verso le ordinanze messe dai sindaci. Io voglio ricordare a tutti che le ordinanze scaturiscono da una valutazione complessiva fatta dagli organi della protezione civile locali, regionali, nazionali, sotto il coordinamento della prefettura, secondo quello che è lo stato del vulcano dato dall'INGV. Quindi è un sistema complesso di valutazione. Ora, affermare che queste limitazioni e queste prescrizioni limitano la libertà di espressione delle guide mi sembra assolutamente fuori di luogo. Io credo che si siano veramente persi i valori delle guide dell'Etna, ecco, con questo sciopero. Non era mai successo a memoria d'uomo. Pesante questa, Assolutamente sì, è quello che ritengo io, ma non solo io, è quello che ritengono in tanti. Lo stesso collegio delle guide, io conosco tutti, è spaccato completamente su questa posizione assurda e incomprensibile. Però è la prima volta, una delle prime volte che c'è una limitazione così severa, se non sbaglio, cioè ci deve essere la guida e massimo 200 metri dalla, non dico il fronte lavico, ma diciamo da dove c'è la situazione bisogna dare un limite generale a tutti, poi è chiaro che insomma se sono 170 metri non succede niente, voglio dire, non siamo qui fiscali a sanzionare i 10 metri, 20 metri, 30 metri. Ma c'erano già prima queste limitazioni? Ma ci sono state, ma tutto questo dipende dallo stato del vulcano, dallo stato della colata, dal tipo di attività, insomma dipende da una serie di cause e concause, non si può fare una regola generale. Ecco, ogni volta cambia. Ogni volta, quindi bisogna trovare una misura che vada bene per tutti e che consenta a tutti di fruire di questa bellezza. Però loro, le guide che hanno contestato una parte, come lei stesso ha spiegato, dicono uno ce l'hanno detto all'ultimo momento, cioè senza preavviso, e poi dice questa distanza da 200 metri, una colata che è ferma, francamente dice la gente un po' rimane delusa. La colata è ferma, è ripartita, si è sovrapposta, quindi non è proprio così. Ma poi stavano lavorando tutti, tant'è vero che hanno continuato a lavorare. Poi l'ultimo giorno, quando si è fermata la colata, probabilmente perché si era fermata, hanno pensato di fare lo sciopero. Insomma, ripeto, per me incomprensibile. Torniamo invece in generale, lei che è un grande esperto di Etna, un grande esperto di situazioni vulcanologiche. Quali sono i rischi in generale? Parliamo di terreno instabile, fumi, gas, freddo? Ma guardi, la prima cosa bisogna conoscere il territorio. L'altra sera con la Guardia di Finanza c'era anche la polizia, abbiamo fatto proprio un servizio di notte per vedere chi si aggirava sui fianchi della colata sul fronte lavico. Abbiamo preso dei gruppi di ragazzi che erano bene o male adeguatamente equipaggiati, ma
Se uno si fa male di notte alle 11 di sera, di notte all'interno della Valle del Bove, chi ti esce? Ti rompi una caviglia, ti togli una caviglia, come fai a uscire dalla Valle del Bove? Chi ti porta fuori? Metti anche a rischio l'attività dei soccorritori, quindi non mi sembra corretto. Bene hanno fatto le ordinanze a vietare poi l'accesso alla colata nelle ore notturne. E questo però, oltre che dalla parte delle guide, ha suscitato anche ondate di protesto sui social. So che ce ne sono alcuni che vi hanno particolarmente irritato, è vero? Ma è stata fatta dico personalmente, io c'è questa canzoncina forestale non ci fermi, dico personalmente a me e ai colleghi suscita ilarità, ma non siamo noi a essere colpiti da questa canzoncina, è l'ordine costituito, insomma noi siamo là non perché vogliamo andare noi là e fermare chi non osserva le prescrizioni date dalle ordinanze, noi siamo là perché abbiamo un compito, abbiamo un'ordinanza dell'autorità di pubblica sicurezza che ci comanda di fare questo servizio, quindi inspiegabile, ecco, a mio avviso assolutamente inspiegabile. Io credo che veramente questo gruppo di guide nuove abbia perso di vista quali sono i veri valori delle guide dell'Etna. E quali sono? Ma innanzitutto quello di far divulgare e conoscere a qualsiasi condizione, perché anche le vecchie guide dell'Etna, se c'era un'interdizione totale, anzi erano loro stessi, guardi che le guide dell'Etna sono state sempre, le vecchie guide dell'Etna sono state sempre un riferimento anche per la prefettura, per noi. Io molto di quello che conosco del vulcano me l'hanno insegnato le vecchie guide. A loro il massimo rispetto, la massima stima, quindi erano altri gli ideali delle vecchie guide, assolutamente altri. Oggi credo che ci sia una ricerca del guadagno fin troppo facile. Quindi una, minore vocazione rispetto al lavoro che si fa, è questo un po'. Di gran lunga. Susciterà ancora polemiche, Ma questo è quello che penso, guardi, io le cose le dico in faccia, le ho sempre dette e le continuo a dire. Le ripeto, all'interno dello stesso collegio c'è una spaccatura fortissima, quindi non le penso solo io queste cose. Per chiudere, le volevo chiedere, gli accessi in questo momento stradali, sono da nord e da sud, si può arrivare... La viabilità, per quello che mi risulta, è libera, non ci sono grossi problemi. Nessuna limitazione? No, assolutamente. Impianti sciistici sono ancora fermi? Fermi, io sono tornato ieri sera da Palermo, ho visto stamattina che avevano rinnegato, ma non credo che il manto nevoso sia nelle condizioni di far aprire gli impianti. Questo lo vedremo nei prossimi giorni. A causa dell'eruzione? No, perché la neve credo che ancora non abbia una consistenza, il manto nevoso non sia... Non dura, vero? Non sia così, la coltre nevosa non sia abbastanza per aprire gli impianti. Perfetto. Ringraziamo molto Grazie Luca Ferrito, che è il commissario del Corpo Forestale della Sicilia, che ci ha spiegato come stanno le cose e anche ha risposto, ha replicato alle contestazioni delle guide dei giorni scorsi. State con noi, tra poco ci occuperemo di un libro di fantasia, tutt'altro, un viaggio in montagna, ma un viaggio fantastico. Ci sarà l'autrice Marilena Piu. A tra poco, buongiorno Sicilia. Ben ritrovate questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, una giornata di venerdì 9 gennaio con un nuovo fronte su buona parte della nostra penisola e responsabile di nevicate su Alpi e Prealpi del nord. Vi segnalo anche precipitazioni nelle aree interne del centro, informazione anche sul basso versante tirrenico, ma in qualche modo ne risentirà ancora anche la Sicilia, responsabile non solo il fronte di annuvolamenti compatti su parte dell'isola, ma anche di nuove precipitazioni più probabili sull'area tirrenica ed anche sulle province più occidentali, specie nella seconda parte del giorno. Le temperature diurne, come possiamo osservare, saranno in aumento grazie alle correnti, una ventilazione che si dispone prevalentemente da ovest-sud-ovest. Anche la giornata di sabato sarà compromessa da una certa instabilità atmosferica. Le precipitazioni saranno distribuite su buona parte dell'isola, localmente anche di moderato forte intensità, nevicate inoltre nelle zone interne montuose, poche le variazioni termiche, ma attenzione alla ventilazione poiché soffierà anche sostenuta, questa volta da ovest-nord-ovest. Dettagli ed approfondimenti sull'app gratuita Trebi Meteo. Buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite, Marilena Piu, che è siciliana di Taormina e che ha scritto tra l'altro questo nuovo libro che si intitola Adelaide. Quindi ancora montagna, vedete la copertina, ma qui più che montagna, la vetta, si
si parla di come raggiunge, il modo in cui raggiunge, il viaggio, è così? Il viaggio, sì. Intanto buongiorno Benvenuta. Michele. E certo è un viaggio, io sono sempre in continuo viaggio, no? E allora sì, un viaggio è un ritorno in un certo senso alle radici. Diciamo, io intendo per ritorno alle radici alla parte più profonda poi di noi, è un ritorno a casa, quindi a quel luogo dove regna l'amore incondizionato, i veri valori, la vera felicità. E quindi è un ritorno all'infanzia anche, no? E quindi alla parte più pura che noi diciamo abbiamo sin dalla tenera età, ma che poi magari perdiamo crescendo, di cui magari ce ne dimentichiamo, no? E Ma quindi perché sì. la montagna di questo libro, che è pubblicato dal catalogo Eta Beta, editore EBS Print, perché la montagna per ottenere tutto questo? La montagna perché? Perché la mia Adelaide si rifà in un certo senso ad un personaggio che tutti quanti noi abbiamo conosciuto ed amato, no? Ma del quale purtroppo ne abbiamo perso i valori, e quindi è la piccola Adelaide che io faccio crescere. La mia Adelaide diviene adulta, una scrittrice in giro per il mondo a raccontare le storie più belle, no? Ai bambini di ogni razza, fino a che poi ad un certo punto lei, diciamo all'apice della sua carriera, si ferma per raccontare nuovamente la sua storia, che è quella che noi conosciamo e che ci riavvicina poi alla parte poi in realtà più profonda di noi stessi, perché la mia Adelaide ci insegna ad apprezzare poi, no? Le cose semplici della vita. Come dovrebbe essere. Come dovrebbe essere. È un libro appunto rivolto sia ai bambini, no? Che sono loro che raccontano poi la verità, che vivono la vera essenza, no? Delle cose. Loro non si chiedono il perché, se noi ci ricordiamo, no? Non si chiedono il perché delle cose, ma vivono soltanto la vera essenza. Ma è rivolto poi anche agli adulti, anzi forse soprattutto agli adulti. E per noi il messaggio qual è? Per noi il messaggio qual è? È quello che di rallentare un attimo, no? Rallentare. Questa corsa sfrenata che la società oggi ci impone, e quindi di tanto in tanto durante la giornata un attimo rallentare, riconnetterci con noi stessi per diciamo riassaporare la semplicità poi delle cose, soprattutto poi della vita, no? Perché poi in realtà tutto è semplice come un respiro, no? All'interno di ogni semplice nostro respiro, ritornare ad essere noi stessi, essere se stessi senza giudizio. Beh, affascinanti le cose che dice la nostra Marilena Più. Parliamo un po' di te, ci diamo del tu? Assolutamente. Allora, attrice, regista, hai lavorato con, sentite un po', Alex Sweet, Abel Ferrara, Pupi Avati, Giancarlo Giannini, Michele Placido, raccontaci un po'. I miei grandi maestri loro sono, sì. Io, vabbè, già inizio sin dalla tenera età, no? Con vari musical, da lì poi al teatro, diciamo, il passo è abbastanza breve, perché ho fatto appunto dei provini, poi a Roma ho iniziato l'Accademia di Cinema. Perché e a Roma, quindi sei anche attrice? sì, oltre io che... inizio come attrice, ma per puro caso, per purissimo caso, mi piaceva tanto cantare, e quindi sì, avevo smesso inizialmente, da bambina già cantavo vari musical, e poi è successo che per varie motivazioni, studio e quant'altro, quindi mi sono un po' fermata, però quando tu hai l'arte dentro allora ricominci, no? E quindi ho ricominciato a cantare, da lì avevo iniziato a fare un po' di dizione, mi dicevano vabbè dai, col canto non è necessario. La mia insegnante di dizione invece, un'attrice, il marito regista, quando insomma studiavo le varie tecniche di dizione, mi dice ma io vedo che tu comunque interpreti bene anche un semplice, diciamo, foglio che io ti do. Mi ha detto hai mai provato a fare l'attrice? Io ma no, assolutamente. Da lì poi ho iniziato, insomma da lì poi veramente è stato un susseguirsi di eventi. Ho iniziato ovviamente a studiare, perché io dico sempre
la formazione è importante, e quindi ho studiato appunto a Roma con grandi maestri appunto come tu hai già. Qualche ricordo di ne abbiamo citati diversi. E allora ti voglio dire un aneddoto, no, di Pupi Avati. Pupi Avati è il nonnino, io lo chiamo il nonnino proprio per Lui non si l'affetto. offende? Assolutamente no, ma no perché è tornato poi ad Heidi, no? E allora il nonno perché aveva un affetto veramente profondo nei miei confronti, e quando insomma giravamo qualche scena così, lui mi diceva tu vai lì. Io veramente ho imparato a recitare, che poi per me non è recitare ma vivere realmente il personaggio che tu stai portando in scena, grazie a lui, perché lui mi insegnava proprio nella semplicità E qual è la assoluta. prima cosa da sapere quando si recita, secondo Pupi Avati? Secondo Pupi Avati è che non stai recitando. Non stai recitando, cioè vivere in assoluto il personaggio che tu stai vivendo, come in questo momento io sto parlando con te, no? Non stiamo recitando, però quando sei sul set devi vivere come questo momento. Tranquillo, senza io dico sempre, senza fingere, è vero, perché ogni personaggio ovviamente tu poi entri dentro al personaggio, no? Ma nel libro tutto questo è trasferito? Sì? Nel libro è trasferita la mia Adelaide. Allora, in alcuni punti del libro ci sono dei momenti un po' autobiografici, no? È trasferito, sì, il fatto di stare in giro per il mondo, non ad interpretare ruoli come, diciamo, in un certo senso l'attore, ma a rapportarsi poi con le persone, ognuna in modo diverso, per quello che è, con l'anima delle persone. Quindi che cosa è trasferito nel libro? Che possiamo vivere la nostra vita, anche materiale, perché anche questo poi, no? Però certo, con l'anima, qualunque cosa tu fai. Detto questo, nella vita sei impegnata anche su temi sociali, lotta alla mafia, alcolismo tra i giovani, leggo omofobia, violenza sulle donne, purtroppo ne dobbiamo parlare quasi tutti i giorni. Sì, è un tema, diciamo, a me molto vicino. Ho interpretato appunto ruoli in tal senso perché sono molto vicina a ciò che accade poi nella vita alle persone poi più deboli in realtà, no? Ognuno di noi lo possiamo essere in vari aspetti della nostra vita e secondo il nostro vissuto, però poi ci sono delle cose che magari hanno bisogno di un appoggio maggiore. Allora io dico sempre, io ringrazio e sono grata del lavoro che faccio, perché appunto il nostro lavoro ci permette poi di comunicare con un pubblico sempre quanto più vasto possibile, e allora aiutare certe persone e affrontare certi temi che purtroppo sono molto duri ed intensi e che non è facile, e quindi chi meglio di noi, naturalmente, no? Mariela non è soltanto attrice, ora è anche regista di uno spettacolo teatrale musicale il titolo illustre, Nel mezzo del cammin, che ricorda naturalmente Dante. Il viaggio in compagnia di Dante. Caspita. Ecco perché ti dicevo, io sono sempre in viaggio, no? Sì, è il mio spettacolo teatrale musicale e diciamo che è un viaggio che io faccio fare appunto al mio pubblico, che dall'inferno attraverso il purgatorio si giunge in paradiso, e sempre qui torniamo al viaggio nostro interiore. Io sono da molti anni, dopo un lungo percorso di vita e lavoro interiore, sono molto vicina anche al tema dell'anima, al viaggio di ognuno di noi, che così come il viaggio di Dante, che è il messaggio che io voglio dare, è il viaggio di ognuno di noi, no? Noi attraversiamo varie fasi nella nostra vita, e quindi l'inferno, secondo me l'inferno viene inteso in un certo modo. Il nostro inferno cosa sono? Le nostre paure, i nostri timori, i nostri blocchi. Il purgatorio è il passaggio che tu fai, quindi di purificazione in un certo senso, ma
purificazione intendo il lasciare andare, no? Certi blocchi, certi nostri condizionamenti, fino ad arrivare poi al paradiso, ovviamente, che è l'anima poi, no? L'amore incondizionato. Ecco che poi ritorna anche nel mio libro. La spiritualità è cammina di pari passo col mio lavoro. Infatti la chiave del libro, leggo, è si parte dal principio. Sì. Che vuol dire qui? E si parte dal principio, come disse la signora della montagna. La signora della montagna è la mia Adelaide. Si parte dal principio, dalle nostre radici, da ciò che è la nostra anima, la nostra essenza, per poter poi affrontare la vita di tutti i giorni con l'amore incondizionato. Grazie e complimenti a Marilena Più, che è autrice di questo libro Adelaide, edito da Catalogo e Tabeta con editore EBS Print. Grazie per essere stata con noi, complimenti, in bocca al lupo. Tra poco ci trasferiremo a Palermo in collegamento diretto con il nostro Marco Gullà per parlare del progetto di abolizione delle carrozze a cavallo. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, stop alle carrozze trainate da cavalli. È un progetto in atto a Palermo, naturalmente ci sono i pro e i contro, ma sentiamo direttamente da loro come stanno le cose. Ecco qua, vedete il nostro Marco Gullà in diretta con Fabrizio Ferrandelli, assessore ai diritti degli animali del Comune di Palermo. Vai Marco. Buongiorno Michele, sì, sono ancora una volta con l'assessore Ferrandelli, Fabrizio, che sta lavorando intensamente su tanti fronti, poi ovviamente lo sentiremo anche su un altro tema abbastanza delicato. Intanto buongiorno Fabrizio, grazie per essere qui con noi. Stop alle carrozze, c'è una delibera anche del 30, insomma voi proseguite su questo percorso, quindi crediamo che entro fine anno possa esserci la mossa definitiva, anche perché comunque tra l'altro le carrozze se ne vedono sempre meno in giro, voi state lavorando anche per ovviamente dare anche una sorta di nuova, tra virgolette, vita a chi poi fa questo lavoro, avete anche dato una tanto, quindi state lavorando anche per non comunque abbandonare chi in questo momento fa lo gnudi, il cocchiere. Sì, stiamo cercando di coniugare due cose importanti. Intanto il benessere degli animali, che per quanto mi riguarda è primario ed è il campo di azione, per cui abbiamo messo in campo come amministrazione comunale, in raccordo con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale dell'ASP, intanto dei corsi sul benessere animale che sono stati somministrati ai cocchieri, in maniera tale che tutti fossimo consapevoli della conduzione del cavallo, soprattutto nel periodo estivo. Io voglio rivendicare un primato, siamo gli unici in Italia ad aver emanato un'ordinanza per il secondo anno di fila nel periodo estivo, per cui noi blocchiamo il transito delle carrozze dall'1 giugno al 30 settembre per tutte le fasce orarie di calura e prevediamo anche lo stop totale della circolazione durante le giornate di allerta che vengono emanate dalla Protezione Civile. Questo ci ha consentito quest'estate di non vedere nessuna scena di cavallo stramazzato al suolo per il caldo. Abbiamo realizzato in città 5 punti di ristoro idrico per cavalli per consentire la docciatura e la spugnatura che è stata prevista anche all'interno dell'ordinanza, e abbiamo previsto che ogni 2 ore il cavallo si debba fermare per 15 minuti, oltre lo stop nelle ore di massimo caldo. Questa cosa ha portato sicuramente ad una consapevolezza diversa da parte dei cocchieri, ma anche un incoraggiamento a pensare a forma di transizione verso altri mezzi di locomozione, e il Consiglio Comunale ha una proposta di delibera di iniziativa consiliare che può prevedere la trasformazione di questo mestiere antico e che ha origini lontane, ma secondo me ormai non più storiche e non più attuali, verso altri mezzi, soprattutto anche in elettrico. Noi ce lo auguriamo perché riteniamo che è cambiato anche il contesto
nel quale gli animali circolano. Qualcuno ci obietta sempre che gli animali da sempre sono stati adibiti al traino e al trasporto. Vero è, ma è cambiata la città. Mentre prima lo facevano con una scarsa presenza di macchine e di motoveicoli in territori che erano non asfaltati, adesso i cavalli si muovono in un contesto antropizzato, con clacson di macchine, veicoli che sfrecciano da tutte le parti, l'asfalto che non è un terreno ideale nel quale stare, infatti qualche cavallo scivola e nel periodo di calura l'asfalto diventa particolarmente incandescente, quindi è cambiato il contesto urbano. Allora noi cosa stiamo chiedendo al Consiglio Comunale e ai cocchieri? Di aprire una discussione serena, senza tifoserie, che possa prevedere la transizione dal mezzo di locomozione a traino animale ad un mezzo che invece in maniera alternativa possa trasportare i turisti ma non compromettere la salute di un altro essere vivente. Spero che il 2026 sia maturo in questo. Nelle more che il Consiglio si esprima, noi però continuiamo a vigilare e ad attuare ordinanze restrittive. Voglio anche dire che abbiamo colpito duramente il mercato degli abusivi. Noi abbiamo 36 concessionari e comprendiamo che non possiamo comprimere il diritto al lavoro di 36 persone che hanno una concessione che è stata rilasciata sulla base della normativa vigente. Ma dall'altra parte abbiamo colpito gli altri 30 abusivi che si muovevano in questo campo e abbiamo sequestrato nel periodo antecedente appunto all'ordinanza circa 14 carrozze e 3 sono state confiscate definitivamente perché adibite al trasporto illecito. Credo che su questa chiarezza noi possiamo fare bene nell'interesse degli animali, ma posso anche dire anche nell'interesse del servizio turistico, perché io ritengo che una città come la nostra debba mostrare ai turisti un volto innovativo. Assolutamente. Michele, io con l'assessore a diverse deleghe, tra l'altro insomma lui si muove sempre su terreni abbastanza impervi e insidiosi. Un altro terreno insidioso è sicuramente quello dell'emergenza abitativa. Tu ieri hai detto una cosa abbastanza forte, cruda, ha detto c'è una sentenza nei miei confronti perché tu comunque stai lavorando sull'emergenza abitativa, hai anche scoperchiato quello che in questo momento è un meccanismo con radice mafiosa, quella allo Zen, insomma ieri ne abbiamo anche parlato nel corso dei nostri TG, 15.000 euro per l'assegnazione di un immobile abusivo allo Zen, l'ok te lo dà direttamente Cosa Nostra. Tu stai toccando dei terreni, dei territori, dei campi abbastanza insidiosi. Hai detto però una cosa, come dicevo all'inizio, c'è una sentenza su di me, perché? Sì, perché chiaramente stiamo facendo perdere un giro d'affari. Io ritengo che se non abbiamo distrutto il mercato parallelo delle occupazioni abusive, di certo abbiamo abbassato il prezzo di mercato, perché stiamo dando la certezza ai cittadini che gli unici a poter assegnare gli alloggi sono le istituzioni, e lo facciamo sulla base di una lista dell'emergenza abitativa che è tornata a scorrere in città dopo anni di blocco. Siamo quasi a 200 immobili assegnati in questi ultimi mesi a fronte degli 8-10 che venivano assegnati su base annua. Dall'altra parte lo stiamo facendo gratuitamente, facendo capire ai cittadini che non devi rivolgerti a un mercato parallelo pagando e restando sempre latitante, perché poi paghi l'occupazione, il permesso ad occupare un alloggio abusivo e devi rubare la luce elettrica, devi rubare le utenze, non puoi avere la residenza e quindi non puoi avere i contributi sociali che lo Stato eroga, quando invece presenti l'istanza al comune e il comune sulla base della graduatoria ti assegna gratuitamente la casa. Oggi nei numeri i cittadini hanno riacquisito la credibilità da parte delle istituzioni, non sono più disponibili a pagare le somme che venivano chieste, ma soprattutto sanno che lì dove c'è un tentativo di occupazione abusiva o c'è un tentativo di cessione illegale ci presentiamo con i vigili urbani e la forza pubblica per ripristinare la legalità e consentire che quell'immobile pubblico venga assegnato dallo Stato e non da chi profitta sui bisogni delle persone. Credo che questa cosa oggettivamente
stia rompendo gli schemi, stia rompendo il mercato, e quindi gli episodi di nervosismo che si manifestano contro l'amministrazione. Poi diciamo, io sono semplicemente uno dei componenti che ha la delega su questo, e quindi oggettivamente sono quello più colpito nell'indirizzo, ma in realtà c'è un'azione profonda che stiamo portando avanti come amministrazione comunale per garantire i diritti alle persone, e io ritengo che Palermo tifi per questo. Un po' di paura c'è però, Assessore. Attenzione, io non ho paura, devono avere paura loro, perché sono loro dalla parte sbagliata. Io ogni sera mi addormento con la coscienza pulita di aver messo a riparo madri con figli che prima vivevano in condizioni di precarietà, per cui sicuramente sono dalla parte dei diritti delle persone. Chi invece è dalle parti del profitto sui diritti delle persone si deve preoccupare. E poi attorno a me sono sicuro che ci sia una rete istituzionale forte che sa fare valere lo Stato di diritto. Assessore, ci permetta di esprimere tutta la nostra solidarietà nei suoi confronti dopo le parole importanti che abbiamo sentito, l'impegno, la lotta contro Cosa Nostra, contro questa assegnazione abusiva degli alloggi popolari, e poi ci faccia sapere con il nostro Marco Gullà come reagiscono i titolari delle carrozze con questa conversione verso i mezzi elettrici. Vi seguiremo, va bene? Grazie buon mille. lavoro. Grazie a Marco. Grazie a voi, buon lavoro. Buon lavoro altrettanto. Adesso noi cambiamo completamente argomento, guardiamo in alto le stelle, l'oroscopo. E c'è con noi il nostro... vediamo se è in onda. Ci sei? Ah, eccolo qui, Marco Amato. Buongiorno, buongiorno Sicilia. E questa volta niente, né un caffè, né una tazzina, niente. C'è. La tazzina c'è, scusa. Buongiorno Michele, buongiorno Sicilia. Oggi con l'astrologo un po' Cammaccatello vi fa visita per raccontarvi appunto tradizionalmente del weekend astrologico che ci aspetta. Dunque, vi farà piacere sapere che la congiunzione Sole, Marte e Venere è quella che domina in questo weekend, per cui il Sole rappresenta l'energia vitale e la luce, Venere e Marte, non c'è bisogno di spiegarlo, chiaramente sono pianeti che parlano d'amore e passione. Quindi un po' di romanticità nello zodiaco. Tutto questo avviene in Capricorno, per cui sono favoriti i segni di terra più degli altri, quindi Toro, Vergine e Capricorno appunto. Ottimo per Scorpione e anche per Pesci. Ma cosa accade in questo weekend da Luna in Bilancia, quindi anche formalmente elegante per lo zodiaco? Ve lo racconto. Per Ariete è decisamente della dinamica affettiva, proprio perché avete bisogno di maggiori certezze e di scebrare dalle tensioni il vostro rapporto di coppia, che per adesso ha subito un pochino di tormenti. Toro, per voi bellissimi trigoni dal cielo, e anche la luna in Bilancia vi aiuta a scegliere qualcosa di bello anche per voi, la vostra casa, il vostro ambiente. Voi avete bisogno di riscoprire un po' l'ambiente dell'amore, e questo weekend vi darà modo anche di essere un pochino più appartati con il partner. Una piccola luna di miele per i Toro. Gemelli, per voi invece i pianeti sembrano molto distanti, sono in Capricorno, tecnicamente non formano nessun aspetto rilevante, per cui sentite un po' le dinamiche affettive un po' distanti per ora. Si potrebbe benissimo leggere che avete la testa altrove. Cancro, tutti questi pianeti in Capricorno chiaramente sono in opposizione a voi. L'opposizione però funziona come un tiro alla fune, per cui Cancro all'obiettivo romantico di cui sono fatti. La luna in Bilancia di questo weekend però vi renderà un pochino nervosi e instabili, e in quadratura appunto. Leone, per voi invece il cielo si pone in una maniera decisamente più oggettiva, dovete focalizzare, e Marte e il Sole vi aiutano coraggiosamente e con passione a difendere le vostre idee, anche quando vi confrontate con il partner, un po' meno aggressivi però.
Vergine. Per voi è ottima tutta questa condizione, perché il trigono vi aiuta a creare una dimensione affettiva molto passionale, intensa, romantica, i vergini innamorati e paghi del loro rapporto che sembra farli un po' ringiovanire. Ecco, c'è anche Mercurio vicino al Sole, per cui la dialettica e le pulsioni di Mercurio vi aiuteranno. Bilancia, per voi è tutto in quadratura, per cui ci sono anche un po' di delusioni dalla vostra Venere che si oppone a Giove e che quindi crede meno alle parole e vorrebbe più sostanza, sperte nel potere, come dire, le aspettative. Scorpione, ottimo per voi, un sestile con ben 4 pianeti che vi aiutano a gestire, ad affrontare questo weekend in una maniera molto romantica, bella, fascinosa, piena d'affetto, intensa. Sagittario, per voi il cielo è un cielo oggettivo che parla di pianeti che tendono a essere concreti, quindi l'amore diventa una realtà, sappiatela gestire bene come l'istinto. Capricorno, protagonisti dello zodiaco in questo weekend in cui i pianeti si affollano nel vostro cielo e vi regalano tantissima energia. Acquario, voi sempre un po' tra le nuvole, tutti questi pianeti sono dietro di voi, per cui un po' non curanti di tutto ciò che succede, state piano piano portando alla luce le evidenze delle dinamiche affettive. Un amore passionale vi affascina e vi inchioda all'attenzione. Pesci, ottimo pure per voi perché tutti questi pianeti sono in un beneficio stile, per cui utilizzate questi anni per il lavoro di squadra, per passare un weekend in compagnia, che sia famiglia, che sia amici, ma sicuramente un weekend pieno di gente da amare e con cui dialogare. E detto questo, auguro a tutti uno splendido weekend. Buongiorno Sicilia, ciao Michele, Ciao, ci vediamo Marco. la settimana prossima sotto il nostro cielo di stelle. Buon weekend anche a te, grazie. E essendo appunto venerdì è il momento del weekend in Sicilia. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi, da non perdere. Sabato 10 gennaio, Metamorfosi e musica. Il Conservatorio di Palermo apre l'anno con Mute Mute, un'esibizione di prosa contemporanea con musica dal vivo. Un gruppo di adolescenti si incontra per provare a discutere, per provare a venire a capo a specifiche tematiche. Io Vergine, tu pesci? A Catania, al Centro Zoo Culture Contemporanee, uno spettacolo che mescola teatro e astrologia in modo ironico e brillante, perfetta per una serata diversa dal solito. Riff iconici e adrenalina pura a Palermo con il concerto tributo agli Iron Maiden. Venerdì 9 gennaio alle 21. Alla Mind House torna il fragore puro dell'heavy metal con i Maiden Pad. Pronti a riportare sul palco tutta la furia sonora alla Mind House di Palermo. A Sant'Angelo Muxarro, in provincia di Agrigento, domenica 11 gennaio sarà protagonista la ricotta con la 66esima edizione. Il borgo agrigentino celebra uno dei prodotti d'eccellenza, con le degustazioni calde e la tradizionale rappresentazione pastorale avastasata di Nardo Riberi. Il jazz sarà protagonista dal 9 al 10 gennaio al Monk di Catania, con il live di Roberto Gatto, che sarà accompagnato da Alfonso Santimone al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e il trombettista messinese Alessandro Presti. Sabato 10 gennaio, se siete dalle parti di Palermo invece, non perdetevi Jazz al Tantum Art. La serata sarà dedicata al jazz d'autore, con l'esibizione dell'Andrea Calittrio con un'atmosfera intima e grande qualità musicale. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. Iniziamo in diretta e subito la parola a Luca Siliberti per ancora qualche spunto sui giornali.
Allora Michele, ieri grande polemica per questa notizia, insomma i perbenisti insomma, hanno cominciato a storcere il naso. C'è un nuovo gusto di gelato che si chiama pistacchio gay, quindi l'ho dato questa gelateria, verde fuori e rosa dentro. Ovviamente si solleva la protesta degli attivisti, alimenta stereotipi e bullismo, ma come dargli torto d'altronde, dico, l'italiano regala un vocabolario ricchissimo, insomma bisogna poi cadere e scivolare sul gusto del pistacchio, dico, non mi sembra il caso. Andiamo a vedere invece le notizie che in qualche modo riguardano la cronaca internazionale, perché si parla molto della Groenlandia, no? La Groenlandia, Trump vuole la Groenlandia, pronto a comprare la Groenlandia, ma questa Groenlandia che cos'è? Allora il Corriere della Sera oggi lo spiega bene, perché insomma non è l'isola del tesoro, quindi attenzione a mitizzare la Groenlandia. Diamanti, oro, preziose terre rare. La Groenlandia ha numerosi giacimenti, ma di qualità incerta e i costi di estrazione sono altissimi. E qui diciamo, c'è la fotografia, no? La mappa della Groenlandia con tutti i suoi giacimenti, con diciamo, le basi militari, cioè sembra, no? una terra diciamo, senza anima, no? Perché il freddo, i ghiacci eccetera, però guarda che vita che c'è in Groenlandia. Ultima notizia, una notizia curiosa, perché in qualche modo ci riguarda anche da vicino. Eccola qua. Madonna, eccola qua, Madonna, la cantante, la pop star, canta un brano di Patti Bravo, che è La Bambola. La Bambola. La Bambola, perché è un inno di rottura. Perché io ti faccio vedere questa notizia? Perché c'è un po' di Sicilia in questa notizia. Perché? Perché Madonna canta La Bambola in uno spot. Qual è lo spot? Ovviamente quello di Dolce & Gabbana, che ormai per realizzare i propri spot non badano a spese e hanno ingaggiato Madonna, ed eccolo qua, insomma, il modello diciamo in veste da picciotto, no? con la canottiera e le bretelle, come ci hanno ormai abituato Dolce & Gabbana, che insomma stavolta veramente hanno sparato grosso. Sparato alto. Grazie Luca, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Buongiorno Sicilia tornerà lunedì. Buona giornata, appuntamento con il TG di Antenna Sicilia alle 13:30. Buona giornata.